Buonasera a tutti e ben trovati dal Circolo Stella Azzurra. Stiamo per assistere alla 14ª giornata di Lega Calcio a 5. In campo ci sono le due squadre, Costa Rica e Shamrock. Costa Rica entra in campo con Del Buono, Di Cinzio, Giannotti, Insenga, Pinto, Rossetti, Ruberta. Per lo Shamrock, Angelini, Folchitto, Malak, Marino, Porcelli, Vigilietta. Tentato un dribbling sulla sinistra, si torna alla Viglietta ancora. Che vede la porta, prova il tiro. Con la punta, ci ha messo il piede il portiere. Però ancora lo Shamrock in attacco, ancora lo Shamrock, palo. Prima vera occasione importante per lo Shamrock. Sempre il Costa Rica. Cercato il compagno al centro. Buono il filtrante sulla destra, attenzione, 1 contro 1 davanti al portiere. Costa Rica in vantaggio. Subito al 5° minuto. Servito bene il giocatore che si era liberato abilmente. 1-0 Costa Rica. Coperto e deve tornare indietro. Fittare i passaggi. Interviene Viglietta bene. Ma deve rallentare il ritmo. Apre bene per Folchitto. Folchitto! Sul fondo. È proprio Pinto dalla bandierina. Pinto. Si è liberato un giocatore del Costa Rica. Non seguito dai difensori. Non poteva essere un'ottima occasione. Qui ancora il giocatore potentissimo. Il tiro di Ruberta. Sul fondo sempre. Ma sta attaccando bene il Costa Rica. Rossetti. Chiama l'uomo. Poi libera bene il compagno, 1 contro 1. Si libera del portiere. Rossetti. 2-0 Costa Rica. Nell'1 contro 1 al 10° minuto. Il giocatore in maglia rossa riesce a liberarsi del portiere e a siglare il 2-0. Ora sempre il Costa Rica in attacco. Che attacca con tutti gli uomini. Con la punta! Interviene il portiere ma male, concedendo il 3-0 del Costa Rica al 12°, che sta dominando per ora. 3-0 Costa Rica. Marino qui pressato altissimo da un avversario. Rischia di perdere palla. Esce bene. Allora Folchitto la mette giù. Poi bene Folchitto che tira fortissimo. Si era liberato magnificamente il difensore, ma la conclusione è troppo alta. Marino dalla bandierina. C'è Folchitto che fa valere tutti i suoi centimetri. Attenzione per un attimo. Rischiava di riaprire la gara. Coperto sempre molto bene. Ancora Viglietta palla al piede. Si allunga sulla destra, mette in mezzo. Folchitto copre bene. Poi serve il suo numero 8. Ancora per Folchitto che si gira. Il portiere ora del Costa Rica si sta esibendo al meglio. Si allunga sull'esterno destro e ritorna a Viglietta. Viglietta che vede la porta. Apre su Marino. Marino ancora in mezzo. 3-1 Shamrock. È bello questo gol perché nasce da una fitta rete di passaggi. 3-1, gara riaperta. Costa Rica adesso. Buona tecnica nei passaggi quella del Costa Rica. Il tiro, il portiere qui ci mette un ginocchio, calcio d'angolo. Che poi si allunga in attacco, al centro dell'area. Ritorna indietro. Bello qui l'1-2. Arriva al numero 11, la conclusione. Il portiere dello Shamrock però è attivo e deviene in angolo. Costa Rica, un corridoio si libera per il giocatore che tentava un dribbling. Ma non viene servito. Qui tiro potentissimo, attenzione, 4-1 Costa Rica. Su una disattenzione dello Shamrock il Costa Rica riesce a segnare il 4º gol nella gara. Bello il tunnel qui. Un guizzo, ancora Marino, c'è Folchitto. Lo Shamrock accorcia le distanze. Era Angelini. 4-2 col piattone a porta vuota. Bella gara adesso riaperta, 4-2 Shamrock. Ha fatto tutto bene. Deve ripartire lo Shamrock. Viglietta da lontanissimo. Viglietta però era diventato insidioso il tiro. Il portiere in 2 tempi riesce a bloccarla. Marino cerca tutti i centimetri di Folchitto che fa tutto bene. Folchitto, un grandissimo gol, davvero bomber. Shamrock accorcia ancora le distanze, 4-3 al 18°. Si fa interessantissima ora la gara. Vediamo se verrà servito proprio Folchitto. Parte Viglietta potentissimo. Il portiere da per terra con un piede laterale. Costa Rica qui deve congelare il pallone. Sbaglia per ora il passaggio. Finisce qui la gara. Shamrock 3, Costa Rica 4. Costa Rica più attento nel primo tempo. Il secondo tempo lo Shamrock ci ha provato con tutte le sue forze, però ha provato più conclusioni individuali. Costa Rica ha giocato più di squadra. Il risultato finale vuole che Costa Rica batte Shamrock 4-3.